una realtà. Prima parlavo con una professoressa, con un loro insegnante, si diceva proprio questo. Loro possono essere bravi, possono essere volenterosi, possono impegnarsi al massimo, però c'è un piccolo problema. Poi uscire dalla scuola dopo 5 anni e avere la possibilità un traghettare, un imparare il pratico dopo tanta teoria non è sempre facile. Adesso vogliamo, se vuoi essere alla moda, devi dire housekeeping oppure executive, perché il ruolo della governante anche questo è cambiato, perché prima era quella che insegnava a fare i letti, a pulire bene, a mettere bene le tende, a rendersi conto se i cuscini andavano bene oppure no, se magari c'era stato un disguido in camera, veniva chiamata la governante, andava lì, bussava con dire, la perfetta padrona di casa, almeno si cerca di essere la perfetta padrona di casa, si chiede qual è la difficoltà al nostro occhio. Ricevimento, front office, portineria, che secondo me è una nobilissima arte, perché quella è un'arte, mi creda, cioè c'è da fregiarsi di questo. Poi il ricevimento, cose distinte e separate. Adesso invece no. Perché? Perché è quella che deve tenere conto dei costi, della qualità, della professionalità. Perché tutti prima potevano dire sto cercando lavoro, magari tramite conoscenze si arrivava a questo lavoro, non ha importanza se non ha esperienza, può fare la cameriera ai piani, gli si dà subito la qualifica, 6° livello, poi tanto la governante ti insegna e quant'altro. Invece in realtà non è proprio così, perché se vogliamo, abbiamo sentito parlare per 2 ore della qualità, dell'inventarsi qualcosa di nuovo, del cercare in tutti i modi possibili e immaginabili di far sentire a casa un ospite, che è una cosa secondo me particolare, perché ognuno ha casa propria, ognuno è professionista. Chiaramente poi è da applicare perché? Perché comunque non è facile per noi poter mettere del nostro, perché a volte si è condizionati, perché ti chiedono la professionalità, però quando sei tu lì a chiedere magari 4 cuscini di più o anallergici o i mezzi, diciamo così, i mezzi, parliamo in termini un attimino più pratici, non sempre, tenendo conto della crisi che abbiamo attraversato, è facile, è semplice. Quindi dicevo, l'housekeeper cosa significa? Non solo più quella che era la persona che insegnava, faceva sentire a proprio agio l'ospite, anni fa erano clienti tutti e c'è poco da fare, adesso invece no, abbiamo capito che siamo fortunati, viviamo in una nazione fantastica, meravigliosa, se ci impegnassimo come si deve a fare bene il nostro lavoro, se ce lo permettessero, soprattutto il Presidente, sicuramente noi vivremmo molto meglio, vivremmo meglio di come viviamo adesso, la nostra realtà turistica, perché comunque abbiamo tutto, gli strumenti ci sono, chiaramente c'è da vedere se ci permettono di suonare. Altro che flauto e pianoforte, adesso ti voglio io che ti porti il pianoforte in spalla, Presidente, impossibile. Quindi perché questo discorso? Per dire buona volontà, ragazzi fantastici che sono qua e che comunque, pensate alla cosa bella, loro sono qui per un piccolo premio, nulla di più, giusto? Però questo significa volontà, questo significa interessarsi. E per come sono adesso i ragazzi, farli interessare a qualcosa, farli motivare per qualcosa non è facile, nel modo più assoluto. Io ad esempio ho lanciato un'idea per l'azienda per la quale lavoro. Io sono 2 mesi e mezzo che ho conosciuto questa azienda, la Caroli Hotels di Gallipoli. Hanno 3 hotel tra una riserva naturale, 2 hotel in paese, un altro a Santa Maria di Leuca,
una piccola guida d'epoca del fine 800, un'azienda motivata, loro sono ancora come, io dico sempre, la parte sana dell'Italia, quella dove vogliono far assaggiare e far conoscere al turista o all'ospite quello che è il nostro sano mangiare, quello che è il nostro sano vivere, perché credetemi, altrove tutto questo non c'è, se lo scordano, lo possono vedere solo in cartolina, anche se ne spediscono poco. Possiamo girare, come dice la mia collega, all'estero, perché possiamo portare qualcosa di nostro, ma se vogliono il nostro devono venire da noi, e noi dobbiamo essere quelli che dobbiamo saper aprire la porta. Quindi cosa significa? Io faccio la governante e apro la porta, faccio accomodare l'ospite, arriva al ricevimento e trova un bel sorriso come il suo. Però cosa succede? Povera, non gli è stato insegnato come dirgli ciao, benvenuto, perché per loro ciao è mondiale. Ecco, io penso che magari, dottor Scarpa, per tutti questi istituti alberghieri, con tutta sta gente che può fare, no? E che chiede, perché non trovare un vecchio termine era procacciatore, vero? Per gli istituti alberghieri, dove trovare vogliosi di imparare e albergatori che hanno voglia di investire in qualcosa che è nuovo e che sarà il nostro futuro, no? Io parlo così perché se io volessi andare in un istituto alberghiero e volessi fare scuola per housekeeper, non c'è. Se vado a pagare 3.000 euro per un corso, sì. Quindi io dico, nel mio piccolo, quello che ho imparato, perché ho dovuto rubare quello che io so, è stato perché l'ho rubato, non perché me l'hanno dato, perché ce n'è poco che vogliono insegnare, no? Quindi io dico, fino a quando gli istituti alberghieri non possano mettersi in gioco, rendersi conto che va bene il butler, il maggiordomo, ma la governante c'è da una vita. E non è mica vero che per fare un letto uno si alza la mattina e lo fa. Perché io ho visto tanti concierge, per esempio, che facendo il turno, il terzo turno, il famoso terzo turno, non lo sanno fare un letto, non sanno neanche mettere una federa. Ok che ci sono gli office, ok che ci sono di tutto e di più, però quanto imbarazzo c'è? Appunto, cioè voglio dire, però essenzialmente perché comunque rispetto molto chi prima di me ha fatto questo lavoro e rispetto molto quello che è la mia professione, perché è una professione, è pagata bene, se uno sa farla bene. Credetemi, non di 5-6 mila euro al mese, ma è pagata bene, se sa fare il proprio lavoro però. Se non è una di quelle che va ad aggiustare i tulipani, sì, vuol dire, se sei lì che ti preoccupi di tante altre cose, può essere. Io ho lavorato per un'azienda, un hotel a Corvara, perché io più o meno sono 18 anni che faccio questo lavoro, ho sempre lavorato qui in montagna, tra Cortina, Corvara, Madonna di Campiglio, adesso sono stata catturata dal sole, dalla Caroli e dal mare, che è una cosa fantastica, si mangia molto bene, però penso che soprattutto per poter girare bisogna conoscere, per poter conoscere dovete essere affamati di domande, più ne fate meglio è, però ricordatevi sarà sempre e comunque teoria. Quando lo farete voi di persona, allora sì che avete fatto un piccolo passo. Viceversa, perdonatemi, potete dire che mi hanno detto che. Oggi ho parlato con il dottor Scarpa e mi ha detto che se io vado lì, non il dottor Scarpa, io Nicolò sono andato lì, non sapevo niente, però ho imparato ad andarci. Quello è già un inizio. Poi che dire, faccio il mio lavoro con passione, auguro a tutti di poter svolgere il proprio lavoro perché vi piace. Ok che l'avete scelto, mica detto che quando uscite di là sapete già quello che volete fare, attenzione, perché uno può essere bravo segretario per tutta una vita, ma trovarne di bravi segretari tutta una vita.
Mica detto, È perché uno non sa fare altro, non è ambizioso? No, è perché magari gli piace quello che fa, assolutamente. Io ho conosciuto un primo portiere, perché si chiamavano così una volta, Madonna di Campino al Golf Hotel, 18 anni fa, ho avuto la fortuna di lavorare con lui, pochissimo, si chiamava Vittorio, lei oggi me l'ha ricordato, e credetemi, era un'istituzione, veramente era l'uomo San Pietro dalle chiavi in mano. E queste sono vecchie figure che forse per assurdo possono essere nuove, perché adesso è difficile trovarle, perché adesso vanno tutti al risparmio, risparmia qua, risparmia là e ci ritroviamo con figure in meno professionalità, meno qualità, e poi vogliamo sentirci competitivi e vogliamo tante altre cose. Lei farebbe la governante? Non l'avevo mai pensato, però perché no, mai dire mai. Sa perché gliel'ho chiesto? Perché sicuramente non pensandoci non ci sarà mai qualcuno che studierà per una cosa del genere. E quindi sta a significare che se uno lavora da 20 anni in un hotel, può essere che un giorno, perché appunto lavora lì da tanti anni, può diventare un housekeeper. Se invece esce da una scuola o perché magari ha già fatto altre 2 o 3 case, quindi 2 o 3 hotel, e ha acquisito un metodo che può portare in un altro hotel, allora vuol dire che in gamba e allora la potranno pagare bene. Il senso è sempre quello. Attenzione, non tutti possiamo diventare direttori, non tutti possono diventare presidenti, perché questo signore è un drago, è stato bellissimo. Un drago di che, ma lasciamo perdere. Ma lasci stare davvero. Non è presso di mio. Ma... Ci sono tanti tipi di figure e secondo me sono tutte fondamentali e tutte importanti, assolutamente. Che poi si può essere padrone di casa oppure no, quello è un dettaglio. Direi basilare però. Certo, assolutamente, ma mai con presunzione, mai con arroganza, sempre con l'umiltà del pensiero che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Io uso sempre dire, quando ho il mio gruppo di lavoro, un generale senza soldati è nessuno, quindi smettiamola di dire è stata la governante, perché non è vero. La governante avrà detto buongiorno, però oltre quello... Sì, ma essere padroni di casa però vuol dire avere quell'occhio in più. Assolutamente sì. D'amore e di ospitalità che uno a casa ci mette. Assolutamente sì. Come dicevo, la settimana scorsa facevo dei corsi per il mio nuovo personale e dicevo proprio questo. Signore, tenete conto di una cosa, non è solamente voler dire oggi io preparo le lasagne, no, vuol dire anche prendere le cipolle, il pomodoro, prendere tanti piccoli ingredienti. Cioè, se metto troppa cipolla, ma cosa mi dà queste lasagne? Mettere troppa carne, ma che roba è? In tutto c'è la giusta misura, in tutto c'è usare il buonsenso. Come uso dire sempre io, non onoriamo nella nostra presenza una struttura, ma cerchiamo di essere operativi, essere presenti. Dobbiamo apportare in tutte le cose che facciamo. Poi è fantastica la sinergia tra ricevimento, portineria, piani, cucina, sala, quel trasmettere, quel voler comunicare. Il piacere di comunicare è fondamentale. Se vogliamo far funzionare tutte le cose, la comunicazione deve andare al di là della simpatia e dell'antipatia. Il lavoro dovrebbe essere, o sarà per alcuni di voi che sceglieranno di farlo, professionalità, anche nel dare solo ed esclusivamente un ombrello a un ospite che sta uscendo e si è reso conto che piove. Quella è anche eleganza e professionalità. Tante volte ci sono delle situazioni dove un ospite all'improvviso torna indietro e girandosi vede una situazione veramente poco elegante. È stato bello l'intervento del direttore quando prima ha detto dice il direttore non ho più come quello di una volta, è vero, ha ragione, ed è anche molto bello, perché prima per vedere un direttore ci mettevi un mese, dovevi andare non so a quale piano, bussare alla porta, avere un sacro terrore perché non sapevi neanche di che umore era perché non lo conoscevi, mentre adesso
questi direttori operativi che stanno in mezzo a persone normali come noi. È bellissimo, secondo me, si crea veramente un gruppo di lavoro. E se è un vero leader, se è un vero direttore, secondo me, lo si vede solo ed esclusivamente nella sua semplicità, nel voler stare accanto ad ognuno di noi mentre ci presentiamo tutti i giorni, facciamo il nostro dovere senza guardare l'orario. Un capo concierge, Anna Muglia, in un hotel dove ho lavorato 16 anni fa, disse: signora, non ha importanza quando io finisco, è importante quando io comincio, il mio orario alle 8 del mattino. Poi fine turno, consegna tutto il resto, vediamo. Poi vediamo. Il nostro lavoro è questo. Se uno si aspetta delle 6 ore e 40, scegliete, fate parte di quegli 80.000 che lavorano per la Fiat o che cosa, cioè cambiate lavoro, non sprecate il vostro tempo a imparare qualcosa che poi non vi servirà a nulla se partite con questa idea. La passione, se deve essere vissuta a 360 gradi, deve assolutamente avere bisogno di tempo, e quel tempo deve essere qualità, non caccia alle farfalle, perché le farfalle non danno professionalità, non danno capacità, non danno voglia di fare nel modo più assoluto. Grazie. Io ho fatto per la prima volta in vita mia il moderatore, spero. Ma E sono anche domande per il pubblico, per i nostri relatori. prego. Io volevo chiedere appunto alla signora Mariella se le traslochi ci sono attualmente in Italia nel suo settore. Io credo che se qualcuno critica offerte di lavoro, una sfilza di cercasi governante hotel. E sa perché? Perché, come dicevo poc'anzi, è difficilissimo trovare una persona che acquisisce un proprio metodo, una propria capacità da portare in altre case, in altri hotel. Assolutamente, Che assolutamente. attualmente gli attuali moderni catene alberghiere si servono dei camerieri al piano organizzati dall'esterno. Quindi La cosa peggiore, le dico signora, guardi, in sincerità, la cosa peggiore è che io, in quanto governante, lo sono da più di 15 anni, mi piace formare il personale, che possa essere un gruppo di lavoro di 10, 20, 30, 40 persone, 40 signore, perché poi comunque ci sono i ragazzi che comunque che fanno il lavoro più di fatica, però è bellissimo potergli insegnare in modo da poter avere una qualità. Quindi tenga conto il fatto che lei ha proprio, come dire, centrato l'obiettivo. È amaro e triste pensare che io, da italiana, padrona di casa nella mia nazione, che io amo, perché comunque vuole o non vuole, se uno ha un minimo di capacità può andare fuori e andare, e viene anche pagata magari il doppio, mi creda. Però in realtà poi ti rendi conto che perché dare ad altri quello che io ho, quello che io posso far brillare, quello che noi possiamo fare. Quindi se ci fosse la possibilità di insegnare, mi creda, prendere 3.000 euro al mese non sono pochi, chi te li dà? Eppure una semplice governante, un contratto nazionale del lavoro, quei 1.500-1.600 euro te li dà tutti. Però chiaramente devi dimostrare di saper fare qualcosa, devi avere un curriculum. È bellissimo, la signora prima, io sorridevo, perché la signora centrava delle cose, proprio nel vero senso della parola, curriculum. Ma Santa Cleopatra, se io sono a scuola, come faccio a darti un curriculum? E quindi cosa significa questo? Che è la scuola che si deve convincere che comunque l'housekeeper, vuole o non vuole, in tutte queste Marriott, Hilton e via discutendo, la prima, la seconda, la governante al piano, quanti sono? 5 piani, 5 governanti, 5 assistenti governanti, e siamo già a 10, e in più abbiamo l'housekeeper executive, che sarebbe quella che va a coordinare il tutto. Quindi se noi andiamo a guardare, già in una struttura con 5 piani abbiamo 10 persone, 10 figure che stanno a racchiudere l'housekeeper. Ben venga,
ben venga, vuol dire lavoro. È chiaro che poi se non c'è chi non si offre, chiaramente dice io so fare questo, allora gli si dice faccia subito l'assistente e poi vediamo, camminiamo insieme. È bella questa parola, vediamo, è bruttissimo dire no. Però dire vediamo se c'è la possibilità per loro, per me loro sono il nostro futuro. Qualcuno di loro che mi conosce, appena io li ho conosciuti, che sono venuti in hotel, non c'è stato un attimo, per quel poco di tempo che avevo, dove non ho chiesto se stavano bene, se avevano bisogno di qualcosa e che potevano contare su di me. Lei crede che questo fa parte del mio lavoro? No, è perché io credo in loro, come tutti quanti noi dovremmo credere in loro. Cioè non dobbiamo per forza fare il colloquio solo ed esclusivamente a chi ha lavorato in Giappone. Aspetta, vediamo un po' a Dolo cosa c'è. Magari fatico un po' più io perché glielo devo insegnare, però il risultato poi c'è, perché qualcuno parlerà di Venezia perché è di Venezia, no? Vado a prendere uno che viene dal Giappone che mi viene a parlare di Venezia, della gondola e di chi asciuga il canale, diceva così. Grazie. Grazie a lei, signora. Se non ci sono altri interventi, cedo di nuovo la parola al Presidente per la conclusione. Io vi ringrazio, siete stati veramente veramente preziosi. Non vi muovete, state nelle vostre postazioni perché è arrivato il momento clou diciamo, della giornata. Ecco, i nostri ragazzi adesso entrano in fibrillazione. Ecco Alberto che col suo sorriso serafico mi porta i risultati. Grazie. Allora io prima di tutto accorciamo i tempi, volevo dare un riconoscimento alle scuole che hanno preparato il lavoro a spasso per Venezia. Il lavoro a spasso per Venezia è stato un tour vinto chiaramente da una scuola, abbiamo già messo l'informazione sul nostro sito www.airaveneto.it. Già prima di entrare, appunto prima della manifestazione, per informare oltre che gli interessati un po' tutti coloro che entrano nel nostro sito. E però naturalmente questo tour organizzato sul tema i mercati a Venezia ha riscosso un successo notevole e come dicevo al professore dello Stringer è stata una battaglia dura e interna perché eravamo veramente alla pari tra due scuole e anche da più di due scuole. È stata una guerra intestina veramente dura, però naturalmente abbiamo dovuto poi premiare una scuola che appunto andremo a dare appunto questo riconoscimento e poi premieremo tutti voi che avete partecipato prima di tutto con un attestato di partecipazione e poi il primo premio che andremo a svelare tra qualche minuto. Allora, un attestato di riconoscimento per aver partecipato con alta professionalità alla realizzazione dell'elaborato a spasso per Venezia all'Istituto Artusi di Recoaro Terame. Grazie. Poi naturalmente all'Istituto Medici di Legnago, per motivi logistici purtroppo ci hanno dovuto lasciare, l'Istituto Stringer di Udine. Grazie. E quindi il premio principale del vincitore, la scuola che ha, la classe che ha, oddio, sono ben due, no, una è la scuola e una è la classe, quindi sono due riconoscimenti. La scuola naturalmente, stiamo parlando dell'Istituto Cesare Musatti di Roma. Quindi
a voi. Macchine fotografiche, anche filmati, potete filmare un applauso, veramente siete stati bravissimi. Siamo belli? Abbondantemente. Mi scusi signore, ma non pensi mai di questo povero vecchio? Grazie, grazie. Ce ne faccio 10 copie per favore. Ok, e adesso passiamo, Alberto, ai partecipanti. Grazie. Allora io lo rileggo, tu me li passi, ci siamo messi d'accordo. Perfetto. Sì, naturalmente Fabio è qua con una bomba innescata per ogni persona, così andiamo a partire una parte di persone che sono rimaste in piedi. Bene, allora iniziamo da Brandin Giulia del Musatti di Toro. Oddio, sei andato un attimo in panico. Girati pure verso il tuo pubblico, ti ringrazio. Insieme, prego, questo è un omaggio da parte di Urano Glass. Ecco qua, guarda questo incredibile. Questo è il colore preferito della mattina alla colazione. Scusa, una cosa una sciccheria che non capisco, sono invidiosi. E a seguire, stai qua, Zagallo Ilenia, sempre Alberto, quando vedi i ragazzi, sono giovane. Lo so che sono giovane, io sono vecchio allora. Grazie. Poi, l'istituto Cornaro Rigutto Anna. Dov'è? Anna Rigutto. Dispersa. Ah no, eccola qua. Anna, girati, regalo questo omaggio da parte di Bisanzio Classe. Ecco, vediamo i professori con libri, libretti. Sì, adesso allora. Poi Cornaro, abbiamo detto Tornicello Maura. Grazie, rapidamente, eccola, guardate, fantastica. Maura, fantastica. Grazie Maura della tua presenza. Beh, no, naturalmente in questi qua ci sarà il vincitore, quindi non andate via. Attenzione, poi andiamo all'Istituto Alberini Zirio Lucrezia. Scusa, Vianello Martina. Grazie Martina, il sorriso fantastico. Grazie Martina della tua. Sì, Zirio Lucrezia, Alberini, Istituto Alberini, il tuo pubblico in richiama. Bene, Lorenzo Sofia, sempre Alberini di Villoba Treviso. Questo è un piccolo omaggio al ricordo di questa giornata, grazie. E quindi andiamo, Gianandrea, giusto, Gianandrea Sala del Mattiolo di Castelfranco Veneto. Grazie. Ecco il pubblico. Poi, Parussolo, Sara, sempre del Mattiolo. Grazie. Ecco.
grazie. Ok, quindi andiamo, aspetta un attimo, grazie, ringraziamo, e ora passiamo all'Istituto Petrame, Ori Enrica. A seguire, aspetta che lo verso Sofia, no, per Stefania, scusate, sto andando in panico. Grazie Stefania, che ci canterà. Sì. Cercato Gianluca, uno dei pochi. Bene, che triste donna, ma finalmente un ragazzo. Ramsi Nedi, Ramsi, scritto a mano, come dicevo, personalizzato. Guarda, Ramsi Nedi, grazie, attenzione. Istituto naturalmente Stringer di Udine. Poi Cariolato, Chiara, Artusi, Chiara, la nostra Chiara, attenzione, la professoressa che sta facendo la foto. Grazie Chiara. Poi Marangoni Riccardo, eccolo qua, un altro, sempre a Tusi, e quindi vabbè, questi medici sono andati via, vabbè. Allora andiamo a Biaro Cristina, Olio Vergani di Ferrara. E Barboni Elisa, Olio Vergani, eccola qua, sorridente, scattante. Cosa ci canti stasera? Cosa vuoi cantare? Canta qualcosa? Non so. Allora attenzione, e quindi Orefice Giulia dell'Istituto Magnani. Grazie. Sorriso. Ecco qua, e quindi andiamo a Terenzova Anna. Giustamente Anna, che ci è stata utile. Va bene, io chiamerei naturalmente il direttore del Baglioni, che devo ringraziare, che ci ha ospitato per questa grande giornata. Gian Matteo Giampieri, signore. La parola. Allora, brevemente, perché ci aspettano per il proseguo. Bisogna ringraziare tutti questi signori qua che hanno accettato il nostro invito, sono venuti ad intrattenerci, in particolar modo Claudio Scarpa. Ricordatevi di ringraziare i nostri professori che abbiamo portato qua. Grazie. Grazie in particolare a Sandro Bravi, che è dovuto andare via, che è l'ideatore di questo Gran Premio. E un ringraziamento particolare a Baglioni Hotels da parte di Maurizio Veste, che ha messo a disposizione il primo premio, che è un soggiorno di 2 notti al Regina Baglioni di Roma, da Veneto, quindi la dolce vita, e chi se lo piglia è un gran bel Fortunello, diciamo. Ma per i prof no, però siete sulle ricette. No, i ragazzi. Sono stati chiamati gli studenti per oggi. La prossima volta lo vedremo. Facciamo un esame anche per i prof. Allora lì dobbiamo chiamare. Per cui bene, allora signori, io chiamerei anche l'attuale ancora per qualche minuto il vincitore dello scorso anno. Chi si sta godendo l'ultimo momento di gloria.
Bene, Nicolò naturalmente è socio, adesso tu pure è diventato nostra, non lo so, quercia di più, colonna di più, è veramente è il mio badante personale, fra l'altro, è il mio partner personale. E quindi io vorrei che Nicolò, e naturalmente col direttore, facesse questo passaggio di consegne. Ebbene, a Chernestova Anna! Naturalmente insieme a questo weekend offerto dalla Baglioni Hotel, la sorella. naturalmente La sorella, la mamma. avrai anche, sarai nostra socia dell'Aira Veneto, dell'Aira Veneto, e quindi ti faremo poi compilare il modulo offerto naturalmente dall'Aira Nazionale e con tutti quanti i benefit che porta a essere soci Aira. Bene. Bene. Complimenti. E ti vogliamo vedere conscienza Ci stai? Bene, ok. Beh, ormai hai imparato come si fa, giusto? Con questo collegamento via Skype offerto direttamente dalla nostra sponsor. Presidente, Bene. Sala Caminetto, prosegue. Sala Caminetto, prosegue, signori, grazie dell'attenzione.